Ogni tanto qualcuno in televisione ci rammenta che noi napoletani viviamo accanto al vulcano attivo più pericoloso al mondo e che sotto i nostri piedi ribolle un magma vulcanico. Sì, però noi, diciamo la verità, non abbiamo affatto paura. La maggior parte dei napoletani sembrano essere indifferenti, diciamo, nei confronti del problema del Vesuvio. E sai perché? Sì, perché al di là di tutta una rete di protezione che ci siamo creati, osservatori, sismografi, sismologi, vulcanologi, geologi, conduttori, frenatori, uomini di fatica, ecco, noi napoletani abbiamo un asso nella manica, abbiamo un segreto, abbiamo un grande alleato contro lo sterminato, il Vesuve. Sapete come si chiama? Si chiama San Gennaro. Qui alla porta della città, sul ponte della Maddalena, San Gennaro fa buona guardia della città di Napoli ed è l'unico che è in grado di tenere sotto controllo il nostro Vesuvio. San Gennaro fu decapitato a Pozzuoli nel 305 d.C. e insomma sono migliaia d'anni che protegge Napoli dal Vesuvio e mo si sta occupando pure dei Campi Flegrei, perché purtroppo si stanno svegliando pure i Campi Flegrei. E infatti il terzo miracolo di San Gennaro, quello che avviene a dicembre, avviene il 16 dicembre, in memoria di quel famoso miracolo del 1631, quando San Gennaro appunto diede ordine al Vesuvio di fermarsi qui, fermando la lava ai margini della città. E in memoria di questo ed altri miracoli di San Gennaro, qui a metà del Settecento, il famoso padre Gregorio Rocco, il confessore spirituale Carlo I Borbone, fece realizzare da Francesco Cerebrano una statua di metà del Settecento meravigliosa che ritrae proprio San Gennaro con la mano protesa verso il Vesuvio. A dire il vero, insomma, prima le dita si erano spezzate e mo si è rotta tutta la mano. Faccio un piccolo appello per il restauro, insomma, della mano di San Gennaro, che ha il suo valore simbolico molto importante. Questa, tra le altre cose, è la statua del San Gennà Futtatenne, che voi sapete che quando nel 1965 il Concilio Vaticano II declassò il miracolo di San Gennaro da miracolo a prodigio, un napoletano anonimo, temendo che San Gennaro si era offeso, si era preso collera, venne qui e scrisse San Gennà Futtatenne, come ripreso dal famoso libro di Luciano De Crescenzo, perché noi possiamo essere critici, voi faccia già, si fa pure a tenere nel caso in cui il miracolo tardi ad arrivare, quindi i napoletani, come sapete, rivolgono improperi irripetibili alla volta del santo protettore, ma non sanno permettere gli altri, perché o cuore può ricere, ma non può sentire. Insomma, una sentinella sempre vigile qui sul ponte della Maddalena, e di fronte a San Gennaro poi c'è un altro dei coprotettori napoletani, San Giovanni Nepomuceno, il quale protegge dagli annegamenti e dalle inondazioni, dalle alluvioni. Insomma, signori miei, uno guarda verso la terra, l'altro guarda verso il mare, ma a noi chi ci può fare male, scusate?